Allora, Deborah Rossetto, poi alla fine, se uno pensa alle donne nella regione del Veneto che hanno fatto politica, a me viene in mente solo la Minutillo, che era la dama nera, no, di Giancarlo Galan, che era al centro di questa vicenda in cui c'entrava anche San Marino, fatture false, insomma abbiamo visto tutto quello che è successo col Mose. Adesso andranno a interrogare lo smemorato del Mose, il Mazzacurati, che dice non ricordo più niente, intanto è in California. No, no, ecco, allora come vede le donne in politica, lei che fa politica, no? Le donne sono migliori, ce ne sono di meno e quindi hanno meno potere, come la vede? No, allora le donne in politica, io sono una di quelle che è contro le quote rosa, nel senso che secondo me non c'è né quota rosa né quota azzurra, donna, uomo sono uguali. Il fondamentale è l'onestà. Secondo me le donne sono una grossa risorsa per la politica, purché siano oneste, come l'uomo può essere una grossa risorsa per la politica purché sia onesto. Io faccio politica, la faccio con il cuore, infatti non arriverò mai da nessuna parte, però la faccio con il cuore. La faccio con il cuore, non ambisco a posizioni di ruolo. A me dispiace solamente quando, che sia uomo che sia donna, il politico non guarda il popolo e non guarda a casa sua, non guarda quello che succede e pensa solamente alle proprie tasche e pensa solamente ai propri interessi. Lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo in tutti i settori e lo vediamo in tutte le città. Quindi non sto lì a guardare tanto donna-uomo, sto a guardare che la politica dovrebbe cominciare a guardare di più il cittadino, dovrebbe sempre guardare di più il cittadino e forse dovrebbe far meno discorsi come mai il cittadino si è disaffezionato alla politica, perché è logico che il cittadino sia disaffezionato alla politica, apre il TG ed è un bollettino di guerra. Uno viene arrestato, uno viene indagato, io vengo da Venezia, Venezia ha dei buchi di bilancio che ci porteremo dietro per secoli, causati da una gestione scellerata dei patrimoni, da gente che ha guardato solamente le proprie tasche, che siano donne, che siano uomini, potrebbero essere di qualsiasi genere. Quindi secondo me la soluzione è solamente cominciare a guardare di più dentro il nostro popolo, chi ci ama e chi ha bisogno. Prima di cominciare a guardare quello che succede fuori dobbiamo guardare dentro casa nostra. Non dobbiamo... allora, alle volte a me raccontano delle cose sconvolgenti. Mi è stato raccontato che uno dei business adesso che va per la maggiore è quello di mettere le porte blindate nelle camere. Nelle camere delle case, perché la gente ha paura, specialmente nell'entroterra, di andare a dormire. Quindi camera da letto, porta blindata. Sì, camera da letto, porta blindata. Per me questa è una cosa inconcepibile, è una cosa che viene da Marte, cioè il pensiero di andare a casa mia e di dovermi blindare dentro la mia camera per paura di svegliarmi il giorno dopo e di non ritrovarmi nemmeno le lenzuola o perlomeno di risvegliarmi. E questo è una, di sapere che ci sono delle persone che sono sotto la soglia, abbiamo 7 milioni di bambini sotto la soglia di povertà in Italia, certo. E ci andiamo a preoccupare di leggi europee, cominciamo a guardare dentro casa nostra, cominciamo a chiederci perché la gente non va più a votare, cominciamoci a chiedere perché il Veneto è stato una delle regioni in cui il no ha prevalso, certo. Dove c'è stata una delle più alte affluenze, forse perché la gente vuole cambiare, forse perché la gente è stanca. Infatti per noi il nostro cavallo di battaglia è l'indipendenza. Se poi
questa avviene, tanto meglio, noi siamo abituati a lottare, andremo avanti a lottare, però c'è bisogno di trasparenza, c'è bisogno di onestà. Mi dispiace per la sindaca Raggi di Roma, sapeva benissimo che bicicletta si prendeva, sapeva benissimo che ruote aveva, 23.000 dipendenti statali, comunali, sono un'eresia, un'eresia. Quindi ha voluto la bicicletta, dice, ha voluto la bicicletta, se la prende e va avanti. Allora, Deborah Rossetto, che chance ha prima il Veneto quando, immagino, voi vi candiderete alle prossime amministrative, alle politiche? Sicuramente sì, e noi abbiamo una linea ben precisa che non è sicuramente quella del fare, che una volta va di qua, una volta va di là, non abbiamo ancora ben capito dove siamo all'opposizione, non voi abbiamo siete all'opposizione, né ministri, né ha sottosegretari, monopolizzato la trasmissione. Gli unici che avevano si sono alleati. Mi scusi, ha monopolizzato la trasmissione. Se mi dici delle sciocchezze, io ti dico che sono delle sciocchezze. Io le se dico c'è solamente qualcuno una che si è cosa. alleato con la sinistra è la Lega nel Veronese. Io non sono della Lega. Ma io non ho detto tu, Allora, ho detto la Lega. io non sono della Lega. Non si è mai alleato a Secondo, sinistra. mi lascia parlare da prego, persona Deborah, educata, senza dire sciocchezze. per meno educata. prego. Terzo, non è vero, ha monopolizzato la trasmissione come sindaco Tosi vorrebbe il terzo mandato e noi diciamo anche no. Perché assolutamente anche no. Non lo può fare, il sindaco se non c'è la legge. non lo può fare, ma lo vorrebbe fare allora? come lei ha monopolizzato tutta la trasmissione. Mi scusi, le leggi in Italia ci sono, non sono applicate, non sono applicate bene. Le nostre forze di polizia, le nostre forze dell'ordine alle volte sono impotenti di fronte, perché anche se prendono qualcuno, lo portano in caserma, lo fermano, gli fanno la cosa, dopo 2 ore è fuori, ma non perché la legge non c'è, perché non viene applicata a sufficienza, perché abbiamo una burocrazia troppo lunga, perché il cittadino non viene ascoltato, perché c'è gente che non fa quello che dovrebbe fare. È questa No, sì, e la legge sulla legittima sì. difesa dimostra esattamente il contrario no, di quello che sta dicendo lei. Ed è per questo che dovrebbe darsi da pensare il fatto che i cittadini, con tutti i problemi che hanno, si mettono a difendere le proprie case e si mettono alla porta blindata per andare a dormire. Ma scherziamo, il terzo mandato a gente? No, guardi che lei non può collegare il terzo mandato alle porte blindate, perché francamente non è collegabile. Allora Rossetto, senta una cosa, come mai finora, diciamo, i movimenti venetisti, indipendentisti non hanno preso piede? Voglio dire, come mai ancora, nonostante ci siano spinte autonomiste, insomma, anche molto forti? Come mai? Perché anche lì bisogna assolutamente avere un'idea chiara, noi ce l'abbiamo e penso che per la prima volta in mezzo a tutto il cosmo dei partiti indipendentisti siamo quelli che sono strutturati in una maniera, in una modulazione di frequenza concepibile per tutto il popolo, perché amiamo il nostro territorio, perché amiamo la nostra gente e perché ascoltiamo dal popolo, dal basso. Non abbiamo mire di arrivare a Roma, a noi di Roma non ce ne frega niente. Vogliamo il nostro territorio, vogliamo i nostri posti di lavoro, vogliamo che i nostri bambini vadano a prendere il pane a 6 anni come ci vanno a Murano, tranquilli, senza aver paura che vengano fermati da gente che è inopportuna. Sì, ma questo tutti, questo tutti. Sì, e noi del Veneto lo vogliamo di più, noi di prima il Veneto lo vogliamo di più.